Tutto pronto per la sesta corsa, il premio Alma e Renzo Maccaferri, una prova per buoni cavalli di 4 anni, vincitori da 15 a 40.000 euro in carriera, in 6 dietro le ali della macchina. Il favorito è il numero 3 di Fuoco d'Amore, Antonio Greppi in Salchi per la proprietà di Francesca Crispino e l'allenamento della società di allenamento di Mario Natinchi. L'alternativa è il numero 4 di Firewise AS, allievo di Paolo Romanelli, interpretato oggi da Giampaolo Minnucci per la proprietà tedesca della signora Karin Walter Mommert. Loro due nettamente i favoriti della corsa, sono a quote più alte degli altri, con ruolo di alternative affidato a Flamboyant VF, Fantastica Fast, Forever. L'outsider è Fatima 3B. Macchine in movimento: 1 Forever Andrea Farolfi, 2 Flamboyant VF Lorenzo Baldi, 3 Fuoco d'Amore Antonio Greppi, 4 Firewise AS Giampaolo Minnucci, 5 Fantastica Fast Davide Di Stefano, 6 Fatima 3B Maurizio Cheli. Macchina che inizia ad accelerare, non tocca la Forever che cerca di prenderla più lunga possibile, macchina inizia a prendere velocità, si parte con la velocità dall'esterno da parte di Fatima 3B, che scavalca tutti e va in vantaggio nei confronti di Fuoco d'Amore, in corda Forever, a largo Firewise AS, poi Flamboyant VF, quindi Fantastica Fast. Prende in mano Fatima 3B che vuole lasciare sfilare il favorito Fuoco d'Amore, che si presenta e passa dopo 200 metri in 15,9. Passa Fuoco d'Amore, Firewise AS all'esterno, in corda c'è Fatima 3B, poi Forever, quindi Flamboyant VF alla retroguardia Fantastica Fast. Completamento dei primi 400 metri in 31,2, di tutto comodo per Fuoco d'Amore, che è partito a mezza botta, ha contenuto Firewise AS, ha sfilato su Fatima 3B e ora guida liberamente. Firewise AS all'esterno, che per il momento non va ad impegnare il leader, 47 per i primi comodi 600 metri di corsa. Fuoco d'Amore in vantaggio, al suo esterno Firewise AS che inizia a fare un po' di pressing, in corda Fatima 3B, in pariglia Flamboyant VF, 14,4 sotto le tribune. Firewise AS obbliga Fuoco d'Amore ad accelerare sulla curva di destra. Fuoco si difende, Firewise lo impegna al largo, poi Fatima 3B, quindi ancora Forever e Flamboyant VF alla retroguardia Fantastica Fast. Ancora un 14,5, 1,15,8 km. Firewise AS attacca Fuoco d'Amore, lo appariglia completamente a 500 dalla conclusione, lo sopravanza Fuoco d'Amore che deve reagire a Firewise AS a 400 dal palo, 14 la retta opposta alle tribune. Prova ancora a difendersi Fuoco d'Amore con l'ausilio della curva, ma Firewise AS è preponderante al suo esterno, in corda è chiusa Fatima 3B, non segue le mosse di Firewise. Flamboyant VF all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Firewise entra in vantaggio nei confronti di Fuoco d'Amore, Firewise AS in vantaggio, scatta di dentro Fatima 3B, al largo Flamboyant, in vantaggio Firewise AS che porta a casa il successo, mentre per il secondo posto Flamboyant VF appariglia completamente Fuoco d'Amore. 28,8 ad arrivare, 1,13,8 il ragguaglio cronometrico. Giampaolo Minnucci interpreta in maniera perfetta Firewise AS, Paolo Romanelli al training per i colori di Karin Walter Mommert. Vittoria alla maniera del più forte di Firewise AS. Per il secondo è micidiale la fotografia tra Flamboyant VF e Fuoco d'Amore. Vediamo se ancora con un replay riusciamo a chiarirci un po' le idee, sono strettissimi. Quello che però è chiaro è il successo tutta strada di fuori del figlio di Love You e Garden Variety, che si impone in maniera netta e perentoria sui rivali Firewise AS, Giampaolo Minnucci, Paolo Romanelli, Karin Walter Mommert.